vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato, con questo film, con questa iniziativa si aprono ufficialmente le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. È una bella giornata, abbiamo scelto un modo crediamo utile per cominciare, cioè un evento importante, un film importante e quindi anche i valori di questa Grande Guerra di ieri, ma soprattutto del domani, facciano da lancio di questa nostra bellissima iniziativa, questi nostri 4 anni di eventi e di momenti finalizzati al futuro. Ecco, questo ci preme dire, noi faremo grandi eventi, tanti eventi nel territorio, recuperi di siti e recuperi di iniziative, ma la nostra voglia è di futuro, che il passato sia di insegnamento, che le modifiche del territorio siano in qualche modo delle belle presenze anche per la nostra offerta turistica, ma che il Veneto da questo giorno, da questa grande occasione, lanci se stesso nel mondo per il nostro futuro, perché abbiamo valori da dare e bellezze da mostrare. La Regione è anche produttrice di questo film. Da sempre siamo vicini a chi produce qualità e allora io prendo l'occasione per ringraziare tutti quelli che collaborano con noi per queste bellissime iniziative. Credo che sia utile soprattutto quello che facciamo perché creiamo opportunità di lavoro, opportunità di qualità e allora questo modo di proporre il Veneto, questo modo di favorire la crescita culturale del Veneto, il Veneto che è cultura da sempre, ci rende orgogliosi. Questa mattina il Presidente Napolitano nel suo saluto privato ha ricordato questa presenza che oggi il Ministro Pinotti con noi fa a questa iniziativa, quindi col plauso di Napolitano, con la presenza del Ministro Pinotti, credo che sia per noi una bella giornata.